Questi erano i Dostoevskij, Leo Miglioranza, Alberto Cendron, Osteria, il nome del brano ma anche proprio dell'album appena uscito. Dicevamo proprio un'osteria che racconti il tempo presente, non solo quello del passato. Quando leggevo di questo progetto mi è venuto in mente un luogo, diciamo a Treviso, proprio in centro a Treviso, senza fare nomi, in pescheria, dove c'è un trafiletto di giornale di un giornalista enogastronomico che parla proprio di questo luogo, del confronto tra le generazioni, con un po' di nostalgia, diciamo, perché non so, per gli anziani era il luogo dove giocare a carte, strimpellare, fare delle conversazioni, i giovani invece magari bevevano e basta. Beh, insomma, questo sì, non è esattamente così, nel senso che anziani ne ho visti molti in osteria, nel senso che noi veniamo anche da un'esperienza comune che ci accomuna nell'osteria. Lei aveva i nonni ostri, Sì. non mi ricordo, Sono nato a proprio. Postioma proprio? No, a Padernello. A Padernello. Io da studente ho lavorato in qualche osteria del centro storica, non quella della pescheria, un'altra vicina, insomma, per non fare nomi. E insomma, vecchi suonare ne ho visti molti. Ho visto molti ragazzi, molti giovani già all'epoca fare addirittura musica, portare poesie, portare spettacoli e fare cose molto interessanti. Quindi lo trovo un po' limitativo. Che l'osteria venga frequentata dai giovani è invece un fattore positivo. Insomma, cambierà forse il modo di viverla. Sì. Probabilmente sì, l'approccio è un po' diverso, sicuramente, perché magari un tempo che fu l'osteria era l'unico luogo, insomma, ludico anche, no? Dove si andava a giocare a carte, c'era anche c'erano le bocce tante volte o altri giochi adiacenti al luogo dove c'era la mescita, no? Però in effetti sì, probabilmente era più importante per questo. Ora ce ne sono tantissimi di luoghi di svago, di incontro, alternative, no? Quindi ha perso un po' di valore nella società, se non altro nella società rurale, diciamo, no? Si può dire rurale? Si può dire. Diciamolo. Sì, sì, ecco, ancora possiamo dire. E cambia in effetti il mondo dell'osteria dal centro alla provincia, diciamo la campagna. In centro le osterie sono modernizzate il più delle volte, hanno cambiato proprio aspetto, muri imbiancati, tubo di rame famoso che parte, taglia tutto, il bancone. E è frequentato molto da giovani ma forse la vivono anche in modo bohemiano, ma non è slegato dal passato, nel senso che quello era comunque il posto dove qualche decennio fa si trovavano Arturo Martini, si trovava Commisso a Treviso, Gino Rossi, insomma, non erano proprio posti così lasciati andare dal punto di vista intellettuale della vivacità. Certo. Ora ci saranno altri giovani che dipingono, che scrivono, che fanno musica e che si incontrano. Possiamo testimoniare. E possiamo testimoniarlo, ce ne sono molti. Solo nella nostra provincia c'è una quantità di artisti, c'è un fervore, e lo sapete anche voi, insomma, enorme, c'è una quantità di menti lucidi e aperte, insomma, creative, che veramente è invidiabile. Mi dissocio sulla parola creativo. Vabbè, creativo non si usa, sembra che sia un io po'... mi dissocio, puoi usarla, vabbè, io insomma, mi dissocio dalla creativa. Vabbè, ok, si così dissocia. in modo proprio... E volete raccontare dei personaggi? Sì, infatti la seconda traccia che ascolterete, Testè, parla di un personaggio che è ancora vivente, e qui non faremo il cognome magari per questioni di privacy, ma che insomma da 40 anni, 50 anni aggiusta biciclette, e che una sera allontanandosi dall'osteria scivolato sulle foglie con la bicicletta ovviamente, aggiustata da lui magari. Beh, sicuramente penso che la manutenzione fosse sua, è scivolato, la bicicletta è stato portato al pronto soccorso da chi ha visto la scena appena di là del ponte, è caduto, un po' avanti con gli anni, e pare che durante il tragitto sia stato al cospetto di Nostro Signore l'oste supremo, che pare sia stato un grande intenitore di spiriti in quell'occasione. Difatti, per non punirlo, l'ha risvegliato al pronto soccorso, e poi c'è stato un epilogo rispedito che noi raccontiamo in questa canzone del titolo Bruno. E noi andiamo subito ad ascoltarla. Assolutamente. Curiosi di scoprire l'epilogo. Bruno. 1, 2, 3, 4.
oggi il cielo si fa bruno, o è Bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è Bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è successo l'altra sera a mezzanotte, sulla strada fra Dossi e Cunette, forse per la gran velocità è volato con la bici all'aldilà, è caduto al cospetto del Signore, rubizzo e di buon umore. Dio gli ha visto in faccia le venuzze, gli ha detto prova un po' questo Cartizze. Oggi il cielo si fa bruno, o è Bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è Bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è per questione di spirito divino, per merito a Bruno è scappata insolente una bestemmia surina ignorante. Non si sa se il Padre Eterno l'ha cacciato dritto all'inferno, ma forse davanti a un bicchiere anche Dio sa perdonare. Oggi il cielo si fa bruno, o è Bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è Bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà un padre che perdona sovente, alle volte sa essere indulgente, invece che nel regno del rimorso l'ha svegliato al pronto soccorso. E agli occhi del giovane medico Bruno è sembrato un po' anemico. Gli ha detto lei dovrebbe più spesso bere un bicchiere di rosso. Un altro. Oggi il cielo si fa rosso, o è Bruno che si avvia al contrappasso. All'osteria oggi il cielo si fa rosso, o è Bruno che si avvia al contrappasso dell'osteria.